Buonasera, ben ritrovati, fatti nostri la piazza come sempre in diretta. Questa sera siamo in diretta da Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, all'interno del nuovissimo centro civico Presca che ci ospita questa sera per parlare di un tema decisamente attuale e caldo, sia quello dell'IMU. Il titolo di questa sera infatti IMU, una tassa sulla casa o sulla famiglia. Questo chiederemo ai nostri ospiti. Permettetemi una piccola riflessione iniziale proprio all'interno di questa trasmissione. Questa sera siamo in diretta tutti noi colleghi, giornalisti e tecnici. Sicuramente avrete sentito in questi giorni, in particolare oggi avrete letto sui giornali, la situazione difficile che stiamo vivendo a Telechiara. Noi questa sera vogliamo esserci, ci vorremmo essere sempre, speriamo di esserci, lo faremo con professionalità, speriamo naturalmente di trovare una soluzione. Tutti noi stiamo cercando una soluzione per continuare a parlarvi da questi microfoni attraverso le nostre telecamere. Moltissime persone ci hanno espresso la loro solidarietà tramite telefonate, tramite messaggi e anche in Facebook. Ringraziamo tutte queste persone, le persone che si stanno spendendo per aiutarci in questo difficile momento, li ringraziamo e speriamo di esserci sempre. Scusate questa piccola riflessione, ma era doverosa in questo momento difficile perché vi abbiamo sempre parlato dei problemi del mondo del lavoro, purtroppo li stiamo vivendo anche noi e comunque vogliamo essere qui con voi e per voi questa sera per parlare di un problema importante, comunque di una tassa che tutti noi dovremmo pagare o perlomeno le persone che sono in possesso di un'abitazione, di un terreno agricolo. Stiamo parlando dell'IMU, questa nuova tassa, il 18 giugno dovremo pagare la prima rata, vogliamo cercare di capire qualcosa in più. Ma prima di passare la parola ai nostri ospiti, ai nostri relatori decisamente qualificati, io devo passare la parola alla collega Giulia Salmaso che ci naturalmente ricorda gli SMS per partecipare in diretta, anche il numero di telefono perché ci potete chiamare in diretta e che ci presenta anche una piccola copertina. Sì, non solo, insomma, intanto do la buonasera ai tuoi ospiti Michaela, a tutti i nostri telespettatori, ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Vi ricordo che siamo in onda anche sulle frequenze di Blu Radio per tutto il Veneto, odiata, temuta, ma soprattutto piena di dubbi. Questa è l'IMU di cui parleremo questa sera. Come ogni nostra piazza, come ogni nostro talk show del venerdì, aspettiamo anche i vostri dubbi, i vostri consigli, le vostre perplessità attraverso quella che è la nostra piazza virtuale, attraverso gli SMS al 392 666 0099, sempre quello numero di SMS ve lo ricordo, oppure attraverso il telefono, intervenite telefonicamente al 340 9434 843. E c'è anche un ritorno questa sera, prima di presentare gli ospiti e chi deciderà insomma di parlare con noi, di discutere con noi di questa tassa. C'è un ritorno molto piacevole per Telechiara, il ritorno di Dollywood, che ogni tanto insomma nei mesi passati, nelle puntate passate della piazza, hanno curato le nostre copertine per introdurre quello che è l'argomento della serata. Lo fanno con un umorismo elegante e delicato che in un qualche modo cerca di sdrammatizzare argomenti che insomma spesso sono controversi, sicuramente come quello di questa sera. E anche questa sera quindi abbiamo il piacere di presentarvi la copertina della Dollywood. Buonasera, come sempre ecco la copertina fatta da Dollywood. Ah! IMU! Vuole dire che questa casa ha meno di 10.000 metri quadri? Esatto. E vorrebbe dire che casa è distante dal centro? E che non è seconda casa? Beh, allora lei non deve aver paura di IMU, giusto? Anche massa. Che paura mai voi? Boh, tutto qua? E mi saluta tanto il sindaco. Ah! Dimenticavo dire lei nuovo servizio al cittadino di nostro comune nostro pagare IMU in 24 comode rate mensili. Lei forse piange?
Ringraziamo naturalmente la Dollywood per questo scorcio di simpatia che ci ha regalato su questa tematica decisamente importante e decisamente difficile, come diceva Giulia. A questo punto vi presento gli ospiti che ci faranno compagnia questa sera. Siamo in attesa, ha detto che sta per arrivare l'assessore regionale ai tributi Roberto Ciambetti, che attendiamo quindi qui tra tutti gli ospiti. Il padrone di casa, devo ringraziarlo, Mariano Fuschi, assessore al bilancio del comune di Selvazzano. Buonasera. Il sindaco non poteva esserci, ma è stato degnamente sostituito, tra l'altro da chi in questi giorni proprio le mani in pasto nel vero senso della parola. Vicino a Mariano, Tiziana Pradolini, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Padova, l'unica donna di questa sera, ma sicuramente avrà da regalarci qualche piccola curiosità anche in merito. Renato Marcon, sindaco di Piazzola sul Brenta, responsabile dell'associazionismo comunale di ANCI Veneto. Sappiamo che l'ANCI ha preso posizione sull'IMU, non avete fatto la manifestazione per quello che è successo in questi giorni col terremoto, ma so che avete un impegno preciso, una posizione precisa. Paolo Zabeo, ritorno molto gradito, della CGA di Mestre, anche voi avete lanciato delle piccole frecciate i giorni scorsi, le sentiremo tra pochissimo. Buonasera. Giulia, vuoi presentare anche gli altri ospiti così poi iniziamo? Allora, cominciamo con Rodolfo Cetera, scusate, vicepresidente del gruppo Giovani Costruttori dell'Ance di Padova. Abbiamo poi Moreno Marangoni, presidente regionale della FIAIP. Abbiamo Pietro Faganna, segretario generale dei pensionati dell'FNP CISL di Padova. Dall'altra parte invece abbiamo Giovanni Battista Varotto, vicepresidente provinciale e coordinatore della Commissione Urbanistica Nazionale del Luppi, che sono i piccoli proprietari di casa, quindi siamo noi sostanzialmente i tartassati. Un ritorno, una voce nota anche a tutti i radioascoltatori di Blu Radio, Carlo Garoforini, presidente dell'Adico regionale, e senatore Tino Vedin, presidente dell'IRA, perché anche le case di riposo in un qualche modo, almeno in un primo momento, sono state coinvolte all'interno di questa tassa, e scopriremo questa sera come rimangono coinvolte. Questo è il nostro parterre di questa sera. Micaela, se vogliamo cominciare a gettare un po' di pepe in questa serata. Allora, io comincio subito con il padrone di casa, Mariano Fuschi, assessore al bilancio. Tra l'altro io sono stata proprio qui a moderare un convegno sull'IMU proprio, assieme a tantissimi cittadini abbastanza arrabbiati, direi. C'era anche in quel caso l'assessore regionale che ricordo stiamo aspettando, l'assessore Ciambetti. Mariano, ti do del tu perché ci conosciamo, Certo. quindi approfitto di questa, di questa amicizia. Qual è la situazione per un comune come quello di Selvazzano, che ricordiamo è il secondo comune per numero di abitanti in provincia di Padova? Come sono i cittadini? Stanno correndo in comune? Sono spaesati? Qual è la reale sensazione? Allora, innanzitutto buonasera e benvenuti a Selvazzano. Vi porto i saluti del sindaco, che purtroppo ha dovuto non poter venire. Allora, la reale situazione è abbastanza complicata, perché indipendentemente dalle ragioni che hanno spinto il governo a decidere questa tassa, questa è una tassa pesante. Tassa sulla casa o sulla famiglia? Secondo me senz'altro sulla famiglia, e soprattutto non dimentichiamo che è anche una tassa sulle imprese. Questo non va mai dimenticato, che c'è un tessuto economico che dall'IMU avrà dei grossi problemi. La situazione è che la gente sostanzialmente capisce molto poco, anche perché si sa che l'IMU è una tassa che è in continua evoluzione e si chiuderà il 10 dicembre. In questo momento tutti sono preoccupati di dover pagare la prima rata, e i nostri uffici sono assaliti da gente che chiede informazioni, e sono anche certamente forse più che preoccupati di come pagare, di dover pagare, perché non dimentichiamo che è una tassa che la gente dovrà pagare con un impegno fortissimo. È probabile che più di qualcuno, e già qualche segnale più di qualche segnale lo stiamo avendo, avrà forti difficoltà a pagare questa tassa. Ma per dare un esempio proprio concreto, si va da A a che cosa? All'incirca, oppure facciamo un caso così? Allora, prendiamo la prima casa. La prima casa, sostanzialmente, se il comune non aumenta l'aliquota, la prima casa è forse tollerabile, perché c'è un aumento certamente del coefficiente catastale,
però si è alzata la detrazione, c'è un'ulteriore detrazione per i figli, quindi chi ha, mettiamo, 2 figli, sostanzialmente largo circa pagherà la stessa cifra che pagava con l'ICI. Questo sempre se il comune non alza l'aliquota. Ecco, perché ricordiamo che i comuni hanno la facoltà di alzare I comuni l'aliquota. hanno la facoltà di abbassare l'aliquota, ma questo, visto che lo Stato ha pensato bene di dirci che ci toglierà tutto quello che avremo in più come trasferimenti, che avevamo come trasferimenti, cioè ci penalizza i comuni in maniera molto pesante. Abbassare le aliquote, scusate, credo che sia una cosa un po' difficile per tutti i comuni. Alzarla è altrettanto difficile ed è una scelta che non dovrebbe mai essere fatta, quella di alzare l'aliquota sulla prima casa. Facciamo il caso di Selvazzano, l'aliquota sarà? Noi partiamo e siamo ben determinati a rimanere sull'aliquota base, che è il 4 per 1000. Facciamo il caso anche di Piazzola, visto che abbiamo un altro sindaco qui vicino a noi. Certo. Qual è la situazione per Piazzola? E poi voglio anche sentire qual è la posizione dell'ANCI, quindi dell'Associazione dei Comuni. La situazione per Piazzola non è molto diversa dalla situazione di tanti altri comuni, o meglio di tutti gli altri comuni, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto, che come è stato detto anche da parte dell'assessore che ci ospita, che in primo luogo dobbiamo fare i conti con i minori trasferimenti da parte dello Stato. Nel mio caso, per esempio, nel caso del comune di Piazzola sul Brenta, tra le varie manovre, Tremonti prima, Monti poi, significa che in un paio di anni abbiamo 1 milione di trasferimenti in meno da parte dello Stato. Pensiamo che il nostro bilancio, un comune di 11.000 abitanti, in parte corrente è circa 5 milioni e mezzo, 1 milione su 5 milioni e mezzo sta a significare una cifra importante. E quindi, come ha detto l'assessore, dobbiamo essere onesti e sinceri tra di noi, pensare di ridurre l'aliquota rispetto a quella base significherebbe raccontare bugie alla gente, o meglio dover tagliare drasticamente i servizi, perché poi il problema è sempre questo: da una parte dobbiamo guardare le entrate perché devono sostenere le uscite, tasse significa servizi. Nel nostro caso io sono un sindaco che si è assunto addirittura la responsabilità di aumentare l'IMU sulla prima casa. Da noi l'ICI precedentemente era il 5,5%, l'IMU la portiamo addirittura al 6 per 1000, appunto perché in considerazione delle maggiori detrazioni, sia perché la detrazione prima era 129 euro sulla prima casa, adesso sono 200 euro più altre 50 ogni figlio fino ai 26 anni, al di là che sia lavoratore o a carico. Comunque ragionevolmente, anche dalle stime e dai conti fatti dai miei uffici, ragionevolmente sulla prima casa si paga più o meno quello che si pagava precedentemente. Abbiamo portato a questa percentuale, che riconosco in provincia di Padova non sono molti i comuni che hanno fatto questa scelta così impegnativa. L'abbiamo fatto per tenere più contenuto l'aumento sulla seconda casa. Molti comuni hanno tenuto, come dire, a livello base la prima casa e sono andati ad una percentuale importante, attorno al 9,5-10% sugli altri fabbricati. La nostra è una realtà dal punto di vista produttivo debole, abbiamo ritenuto di dover comunque aumentare il 7,6 che era la base degli altri fabbricati, ma comunque fermarci all'8,5 e non andare verso il 9,5-10 come hanno fatto altri I suoi cittadini comuni. cosa hanno risposto a tutto I miei questo? cittadini Hanno fatto barricate sicuramente non fanno i salti di gioia, come non fanno i salti di gioia i cittadini di nessun comune quando si devono pagare le tasse. Dopo le dico anche cosa pensa l'ANCI, che non è molto diverso da quello che penso io. Certo è che, ad esempio, il mio comune è un comune che ha anche un livello di servizi di un certo impegno. Ne cito uno per tutti: da 55 anni a Piazzola sul Brenta c'è l'asilo nido. Solo mettendo assieme l'asilo nido e il trasporto scolastico, servizi che ad esempio nel comune con termine al mio non sono presenti, sta a significare 310.000 euro di disavanzo che dobbiamo pagare tutti quanti, oppure dovevamo chiudere l'asilo nido, oppure dovevamo abolire il trasporto scolastico. Io mi sono assunto la responsabilità di dire: Piazzola ha una tradizione sui servizi alle persone, sui servizi alle famiglie, ci assumiamo la responsabilità di chiedere ai nostri concittadini un sacrificio. E l'ANCI?
L'ANCI dice, e su questo naturalmente è anche la mia opinione, che lo Stato sbaglia a mettere assieme tassazione locale con tassazione nazionale. Si poteva reintrodurre l'ICI eventualmente, però bisognava che fosse chiaro e trasparente il messaggio ai nostri concittadini: laddove è il comune che chiede i soldi, deve chiederli per se stesso, mentre oggi siamo, tra virgolette, costretti a fare gli esattori per conto dello Stato. Nel mio caso è circa 1.100.000 di euro che prelevo dai cittadini, ma vanno, non solo non passano per il comune, ma vanno direttamente allo Stato. La stima è che oltre il 40% dell'IMU che viene raccolto in tutta Italia vanno direttamente allo Stato. Questa commistione tra tassazione locale e tassazione centrale, dal nostro punto di vista, è un messaggio negativo che viene dato ai nostri concittadini, perché naturalmente IMU, imposta municipale, dicono quasi il comune che me, no? Ecco. Invece sono due cose diverse. Lo Stato, se aveva le necessità che tutti sappiamo che lo Stato ha, perché tutti credo qua dentro siamo consapevoli di dove eravamo arrivati l'autunno scorso, sull'orlo del baratro, tanto per usare l'immagine che rende l'idea, lo Stato doveva assumersi la responsabilità di dire: fino ad ora ho fatto vivere i miei italiani al di sopra delle loro possibilità, se non prendiamo misure drastiche facciamo la fine della Grecia, ma non doveva dire il comune tassi che i soldi arrivano a Roma, perché questo è un messaggio negativo che viene. Tiziana Paradolini, abbiamo sentito i cittadini sono veramente oberati, stanchi, sappiamo che c'è una situazione difficile, sappiamo che le persone se la stanno prendendo con Equitalia, con il fisco. Come commercialisti immagino avete a che fare tutti i giorni con persone fisiche, con aziende. Qual è la reale situazione? Allora, la situazione è sicuramente difficile. Noi come ordine dei commercialisti di Padova abbiamo pensato di raccogliere attraverso un questionario che noi periodicamente circolarizziamo ai nostri iscritti, di verificare qual è appunto il sentore della situazione direttamente dagli iscritti, e quindi anche raccogliendo quelle che sono le sensazioni da parte dei cittadini. Il risultato di questo questionario, che noi abbiamo circolarizzato soprattutto con riferimento ai servizi sia dell'Agenzia delle Entrate sia per quanto riguarda Equitalia, sono stati, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, abbastanza relativamente positivi, nel senso che da parte dell'Agenzia c'è un servizio che può essere sicuramente migliorato, però tutto sommato parte da una base già relativamente positiva. Quello che invece è apparso più difficile il rapporto con Equitalia. Perché questo? Perché in realtà il problema di fondo che è emerso è che le informazioni che Equitalia anche fornisce sono informazioni che vengono ritenute non sufficienti. Nel 90% dei casi si chiede una maggiore chiarezza nelle indicazioni, si chiede un referente per dialogare e non quindi un'entità imprecisata che dà informazioni non del tutto chiare. Credo che questo sia importante come punto di partenza, perché se le informazioni non sono sufficientemente chiare, evidentemente attraverso un dialogo, attraverso appunto un chiarimento con Equitalia, questo sicuramente può essere migliorato. Certo è che c'è una questione di fondo, c'è una normativa statale che attribuisce ad Equitalia determinati poteri, c'è una normativa statale che attribuisce anche il potere di applicare agi e interessi, e quindi è su questo che anche leggiamo appunto sui quotidiani che si sta cercando di intervenire proprio per migliorare il rapporto con il cittadino, che non deve essere vessatorio ma deve essere un rapporto di collaborazione. Che penso sia la cosa più difficile. Paolo Zabeo, proprio l'altro giorno siete usciti con questo comunicato: anche se si paga l'IMU in ritardo le sanzioni sono ridotte. Questo non significa non pagate l'IMU. È stata una provocazione o dove volevate arrivare? No, chiaramente non è un'istigazione a non pagare, perché questo è abbastanza pacifico, però è giusto che anche i contribuenti siano praticamente informati che nel caso non fossero nelle condizioni di pagare, perché stiamo vivendo un momento di difficoltà economica importante, le sanzioni sono ridotte al minimo, insomma cifre molto molto modeste. Ma al di là di questo aspetto io credo ci siano due considerazioni da fare. La prima per quanto riguarda l'IMU sulla prima casa.
Le cifre non saranno importantissime, si gireranno mediamente tra i 150 e i 250 euro all'anno, però è chiaro che rispetto alla vecchia ICI sostanzialmente la situazione non è pesantissima, anzi con l'IMU 3/4, noi abbiamo fatto una simulazione, 3/4 dei comuni capoluogo, ad esempio per un'abitazione economica di classe A3 ci guadagneranno, nel senso che pagheranno meno rispetto all'ICI. Il problema è che veniamo da 4 anni in cui l'ICI sulla prima casa non l'abbiamo pagata, e quindi in questa situazione di difficoltà e di poca liquidità delle famiglie anche questi importi vanno a pesare sostanzialmente sui bilanci. E questo ci preoccupa come rappresentanti delle piccole imprese, perché già le famiglie sono in difficoltà, per cui con una imposta che è stata introdotta male, pasticciata, tra l'altro di un'incertezza unica, perché la gente è chiamata a pagare fra 15 giorni, ma di fatto non sa quanto andrà a pagare. E come? Perché, e come probabilmente sì, affiancandosi a un CAF piuttosto che a qualcun altro, al commercialista eccetera, in grado di... Il problema è che i sindaci avranno tempo fino al 30 di settembre eventualmente per aumentare l'aliquota, addirittura lo Stato si riserva di farlo entro il 10 di dicembre e la scadenza ultima sarà il 18 di dicembre, quindi una situazione veramente caotica, confusionaria, che ha messo in grosse difficoltà tutti. E quindi se si penalizzano le famiglie hanno meno disponibilità a consumare e quindi le aziende si troveranno ancora più in difficoltà. Ma quello che ci preoccupa ancorché è il fatto che l'IMU sarà veramente pesante sulle attività produttive, perché i coefficienti moltiplicatori, l'ICI comunque le imprese l'hanno continuato a pagare in questi ultimi anni, ma rispetto all'anno scorso i coefficienti moltiplicatori sono stati aumentati parecchio, e quindi per uffici, negozi, capannoni, laboratori artigianali l'aumento sarà importante. Oltre al fatto che rispetto all'aliquota base, che è del 7,6 per 1000, rispetto a un'aliquota dell'ICI invece sui capannoni, sulle attività produttive, che è del 6,4, quindi è superiore, c'è stato questo aumento di coefficienti, i sindaci avranno anche la possibilità, se voglio, di aumentarla fino al 10,6, da 7,6 al 10,6. Quindi c'è il rischio, noi speriamo di no, che prevalga poi il senso di responsabilità, però capiamo che anche i sindaci hanno le loro esigenze, le loro difficoltà, sentivamo prima alcuni amministratori locali, ma è chiaro che se si andrà a incidere sulle attività produttive c'è il rischio che molte aziende non ce la facciano, perché gli importi sono molto importanti, si va da 800-900 euro degli uffici fino a 1.500, 1.600, 2.000 per i capannoni, chiaramente dati medi, ma ad esempio per le attività alberghiere si arriva anche a 10.000 euro. Infatti oggi hanno già lanciato l'allarme. Si arriva anche a 10.000 euro. Voi capite che una situazione di scarsa liquidità, di difficoltà, eccetera, rischia di essere quella pagliuzza che spezza la schiena all'asino, come si suol dire. Ritorneremo con te. Intanto volevo salutare l'assessore Roberto Ciambetti, assessore ai tributi della Regione Veneto. Buonasera Grazie di essere con noi. E salutiamo anche un altro ospite, una collega, Giorgia Pradolin, direttore della Voce di Venezia, che probabilmente ci spiegherà anche la problematica lagunare di questa tassa. Giulia, hai qualche sms sì, che intanto ci vuoi leggere? Ne ho soprattutto uno. In realtà, come diceva l'assessore Fuschi, non c'è molta chiarezza su che cos'è davvero l'IMU. Luca DM, non sappiamo cosa M significhi, ci chiede: buonasera, vi prego di spiegare come funziona l'IMU e chi lo incassa. Se qualcuno si sente di rispondere, adesso l'assessore direi che è la persona migliore, visto che è arrivato, e intanto abbiamo sentito un po' i sindaci e l'ANCI. Volevamo capire anche la Regione come si sta ponendo nei confronti di questa nuova tassa. Il titolo della nostra trasmissione di stasera è emblematico: una tassa sulla casa o sulla famiglia? La faccio anche a lei la domanda. È una tassa pesantissima sulle famiglie. Anche perché appunto l'IMU sulla prima casa, con la rivalutazione degli estimi catastali e senza magari detrazioni, perché non ci sono figli sotto i 26 anni all'interno dell'abitazione, ad esempio per una coppia di anziani o per un anziano single, sarà molto molto pesante. Rispondendo un attimo all'SMS appunto di chi chiedeva chi incassa e cos'è, la prima casa è totalmente appunto nelle casse, va a Roma e poi dovrebbe tornare nelle casse dei comuni. Invece quella che riguarda la seconda casa, le attività produttive, i terreni agricoli, al 50% ritornerà al comune, ma il 50% va a Roma. Come sistema delle regioni, noi che avevamo accompagnato la stesura dell'IMU, diciamo, ante governo Monti, e che abbiamo indicato concordemente con l'ANCI che fosse una cosa totalmente a destinazione comunale,
quando appunto col decreto Salva Italia questa cosa è cambiata, ci siamo posti anche noi a difendere le autonomie locali, però non c'è stato verso tutte le, diciamo, anche insistenze, ma non solo politiche ma anche tecniche che abbiamo posto al governo, sono state purtroppo lettera morta. Ma soprattutto è anche la questione di incertezza che veniva citata prima. L'IMU doveva entrare in vigore nel 2014, in una scaletta, diciamo, programmata con il governo precedente. Questa anticipazione sta comportando questa incertezza, questa mancanza di chiarezza e questa situazione appunto di anche precarietà, perché come diceva bene prima chi mi ha preceduto, potremmo arrivare al 10 di dicembre a dover rivedere tutto quello che abbiamo calcolato prima. Quindi è veramente una annata dal punto di vista dei tributi e delle famiglie del Veneto pesante. Noi come Regione Veneto abbiamo fatto qualche calcolo, ma dicevo approssimativo proprio perché è una situazione di incertezza, e per quanto riguarda la prima casa graverà per le famiglie del Veneto circa dai 250 ai 280-300 milioni di euro, che appunto non erano previsti. Per quanto riguarda invece le attività produttive e le seconde case, dovremmo aggirarci in più rispetto all'ICI che veniva pagata lo scorso anno sui 300-350 milioni di euro in più che appunto dal sistema produttivo dalle imprese andranno in tributi, e forse appunto non era questo il momento di chiedere specialmente alle attività produttive risorse con questo volume. Con questi numeri ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, perché poi abbiamo tutta la piazza che ci deve ancora raccontare qual è la situazione dei proprietari, degli alberghi, degli imprenditori, degli anziani. Li abbiamo citati, li rivediamo tra pochissimo. Buonasera, ben ritrovati su Telechiara questa sera. Fatti nostri la piazza, stiamo parlando di nuova fiscalità sulla casa, una tassa sulla casa, una tassa sulla famiglia. Questa è la domanda a cui cercheremo di rispondere questa sera. Buonasera non solo ai telespettatori ma anche agli ascoltatori di Blu Radio Veneto che ci seguono in diretta sulle nostre frequenze. Abbiamo già qualche intervento da parte della nostra piazza virtuale. Un costruttore vorrebbe sapere se l'IMU viene applicata anche sui fabbricati in ristrutturazione non utilizzati. Questo è uno degli SMS che ci è arrivato al numero 392 666 0099. Vi ricordo che potete intervenire anche telefonicamente al 340 9434 843 in diretta da Selvazzano, dal nuovissimo centro civico. Michaela, i tuoi ospiti, la risposta chi è che se la sente dire? Esatto, me lo stavo probabilmente Lance. Ecco il microfono, Rodolfo. Buonasera a tutti, intanto, e grazie Giovane per costruttore. Giovane costruttore. Vuole essere definito così. Sì. Giovane costruttore. Cioè, sento meno di, anzi, sono vicepresidente dei giovani, non è che me lo invento. Assolutamente. Purtroppo. E no, ogni tanto mi vedo con una faccia tristissima quando vengo ripreso che c'è uno schermo dietro, perché penso che sia un bagno di sangue l'IMU, quindi ho già dato un po' l'opinione mia e anche della nostra associazione su questa cosa. E la domanda è, perché voglio dire, magari lo chiedo anch'io, poi secondo me la commercialista del presidente potrebbe essere i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori sono molto attenti. Lo pagava prima con l'ICI, lo pagherà anche adesso. Certo. Posso vorrei sapere se l'IMU viene applicata anche sui fabbricati in ristrutturazione non utilizzati. È una delle domande che ci facciamo noi, non tanto proprio per questa categoria, ma anche per questa categoria. Cioè, voi sapete la situazione in cui l'ANCE o tutte le imprese di costruzioni vivono in questo periodo. Siamo industriali, l'industria, diciamo, è vessata, è in sofferenza, i costruttori, le imprese di costruzione molto di più da anni. Siamo arrivati veramente con l'acqua alla gola, cioè, parlo proprio in rappresentanza di molti colleghi, siamo veramente non sappiamo più da che parte sbattere il muso, e diciamo che siamo anche tutto sommato capiamo, cioè noi capiamo la necessità di queste tasse continue, ripetute, però quello che manca oggi, cioè io sarei anche più disponibile e favorevole a pagarle, a fare di tutto per pagarle se ci fosse una visione a lungo termine, quando invece pare che non ci sia obiettivamente. Cioè ok, oggi aumentiamo le accise, l'IMU
addirittura sulle nostre, voglio dire, noi costruiamo, oggi non riusciamo a vendere, su tutto quello che abbiamo in magazzino lo dobbiamo pagare l'IMU. La stessa cosa, terreni edificabili, non riusciamo a costruire, ci mancano i fidi, dobbiamo pagare l'IMU. Un concessionario di auto, le auto che ha all'interno del concessionario non paga il bollo, voglio dire. Noi chiediamo questo e mi riallaccio quindi a quello che chiedeva il mio collega, sicuramente dovrà pagarlo, ahimè, ed è un grande errore, per dire. Quindi sì, io chiederei adesso, non so se posso... C'è l'assessore addirittura che voleva rispondere a questa provocazione. Per raccontare cosa sta avvenendo ed è successo nei primi mesi di quest'anno, il nostro ufficio urbanistica regionale, su input di molti comuni del Veneto, sta ricevendo richieste di trasformare lotti edificabili e riportarli a terreno agricolo, perché appunto non essendoci un mercato in situazione florida, pur di non affrontare una tassa di questo tipo e non avendo prospettive di utilizzo, stanno chiedendo di far diventare i terreni agricoli. Quindi immaginatevi cosa ha comportato e cosa sta comportando anche questo modo di tassare in maniera così consistente l'immobile, anche per il valore stesso e il volume di risorse che può generare comunque un'attività come quella edilizia. Quindi stiamo ricevendo richieste di far fare ai comuni un ritorno del terreno da edificabile ad agricolo. No, c'era un aspetto Prego, Paolo. che ci dovrebbe far sobbalzare tutti sulla sedia, nel senso che l'IMU sulla prima casa darà come gettito tra appunto prima casa e pertinenze, quindi garage eccetera, tra i 3 miliardi e 4 e 3 miliardi e 5 a livello nazionale. Non più tardi di una settimana fa, forse anche meno, è intervenuto il ministro Giarda, che è uno, insomma, è uno che ha delle conoscenze importanti, insomma, sul funzionamento della macchina, i costi della macchina dello Stato, e ha detto che in questo paese ci sono 100 miliardi di sprechi, cioè 100 miliardi, cioè si potrebbero tagliare 100 miliardi di spesa perché appunto sono cattiva gestione della macchina pubblica, inefficienze e quant'altro. Santo Dio, ma non riusciamo a trovare una briciola, cioè prendere un piccolo pezzo di questi e tappare questi 3 miliardi e mezzo ed evitare l'IMU sulla prima casa? Cioè, insomma, se un governo fosse in qualche modo, dicono che sono dei tecnici, quindi i conti presumo li sappiano fare, credo che sostanzialmente dovrebbe essere relativamente facile su 100 miliardi di spesa da tagliare perché appunto sono sprechi, togliere l'IMU sulla prima casa. E già qui ci sarebbe anche da dire il discorso di questi giorni, purtroppo per i terremotati viene aumentata la benzina. Esatto. E anche qui forse ci sarebbe qualcosa da dire. Ma volevo sentire da Moreno Marangoni, presidente regionale della FIAIP, giusto? FIAIP, sì. FIAIP, se effettivamente il mercato immobiliare è terrificante in un momento così difficile come ci ha detto Rodolfo prima. Allora, il mercato immobiliare era già da qualche anno in sofferenza, quindi ci eravamo anche un po' abituati in qualche modo, no? Ad avere un trend che andava a scendere però non in verticale. In realtà l'effetto psicologico di questa tassa che lasciava, se vogliamo così, tutta una serie di aloni, di dubbi, quanto si pagherà, sarà tanto, sarà poco, e ancora oggi non si sa esattamente quanto si va a pagare, ha generato comunque anche questo un ulteriore, timore e attesa verso gli acquisti degli immobili. E questo noi dobbiamo pensare che il settore immobiliare, qualcuno dice il 20, qualcuno dice un po' di più, ma rappresenta appunto dal 20 probabilmente qualcosa in più del PIL per quanto riguarda la filiera nel suo comparto, nel suo insieme, rappresenta una fetta importante. Quindi se si vanno a fare delle scelte che vanno a deprimere ancora di più un settore, magari anche per qualcuno certamente in modo serio, ma per altri solamente per motivi puramente psicologici, certo sicuramente non fa bene al mercato. Poi se la tassa è una tassa sulla casa o sulla famiglia, io direi che è una tassa su entrambi, perché dobbiamo considerare che le famiglie italiane sono si dice circa l'80% proprietarie di case, quindi praticamente abbiamo tassato sia la casa che la famiglia. Ecco. Teniamo presente che invece l'altra
parte chi investe come seconda casa e spesso magari per un futuro, per il figlio, per non mettere i soldi su diciamo investimenti che magari sono più grandi di loro o che magari per il passato li hanno portati a perdere, sicuramente anche questo è andato a incidere in questo caso abbastanza pesantemente. Comunque, visto che se ne parla da un po', gli italiani dopo un pochino ci fanno l'abitudine e per fortuna qualche segnale sta ritornando ad esserci. Speriamo di non ricadere in nuove trappole. Insomma. Abbiamo, c'è una telefonata, infatti. Pronto? Sì, buonasera, prego. Pronto, posso parlare? Certo, lei è in linea, prego. Niente, io volevo sapere solamente una cosa, no? Si parla sempre della prima casa. E penso che il problema principale sia sulle seconde case, in particolare quelle tipologie di case che sono abitate dai figli, che una volta il problema era stato risolto con l'uso gratuito a favore del figlio. Adesso come adesso devono essere considerate come seconde case, nel senso che perdono, hanno l'aliquota doppia, perdono la detrazione dei 200 euro, più perdono la detrazione per i figli. Ho paura che abbia fatto un quadro completo della situazione. Mi meraviglio che nessuna forza politica sia intervenuta per chiarire questo problema, che praticamente è una piaga sociale secondo me, anche perché facendo i conti, no, sta creando dei conflitti tra padre e figlio, nel senso che il padre si trova a pagare in base ai figli che ha 1, 2, 3, 4, 5 case come seconde case, giusto? Certo. Chi ha la possibilità di prendere una casa per figlio, ecco. Sì, perfetto. Il figlio può dirle, per me è la mia casa, io contribuisco per quanto riguarda come prima casa. Per cui mi sembra che ci sia un po' di... C'è un po' di confusione anche. Basterebbe solamente che qualche politico, non voglio dire di cosa perché mi fanno girare un po', facesse una norma, ripristiniamo la norma che c'era prima, dove era messo che l'autocertificazione del diritto d'uso automaticamente faceva riemertare la casa del figlio come prima casa. Chiuso, cosa ci vuole? La ringraziamo per il suggerimento, adesso magari lanciamo questa provocazione, diciamo, ai nostri politici. Lo facesse come richiesta. Grazie mille intanto. Salve. Grazie. Ringrazio anch'io, aggiungiamo alla richiesta del telespettatore un'altra domanda arrivata via SMS, perché mi sembra che c'entri chiaramente il problema è anche di che tipo di famiglia stiamo parlando, e sappiamo che negli ultimi anni la famiglia è cambiata anche nella sua costituzione. Avevo la casa al 50% in proprietà con mio marito che è morto nel 2011, se la sua metà non è stata ancora accatastata e i tempi sono lunghi, come pagherò? Anna ci chiede anche ci fa anche questa domanda. Insomma, in realtà le varie tipologie di famiglia sono talmente tante che ci si chiede come possano essere risolte in termini di tassazione. Io non so chi vuole rispondere, perché l'argomento questa sera è davvero complicato. Provo semplicemente, forse ha usato un termine improprio, accatastata, ma probabilmente intende fatta la voltura accatastale, perché la casa sicuramente è accatastata. E in questo caso dovrà affrettarsi effettivamente a provvedere a fare la voltura catastale. Certo, ci sarà un tempo tecnico probabilmente in mezzo, ma qua sicuramente ci potrà aiutare di più la commercialista in questa frazione. Mentre sulla domanda della persona che ci ha chiamato al telefono, chi vuole rispondere? Sulla domanda, se posso, la telefonata ha colto una delle anomalie di questa normativa, non è l'unica purtroppo, perché oltre alla vicenda dei figli che hanno l'abitazione in usufrutto, un'altra stortura è quella degli anziani in casa di riposo. Abbiamo il presidente infatti dopo lo sentiamo dell'IRA presente, che prima veniva conteggiata comunque come prima casa, mentre oggi viene considerata la seconda casa. E tutto sta in un quadro in cui prima con l'ICI il comune aveva una propria autonomia regolamentare dove poteva andare appunto a codificare queste fattispecie. Non tutti i comuni, a dire il vero, prevedevano che la casa data in usufrutto al figlio venisse considerata come, no, o meglio incomodato gratuito, venisse considerata come prima casa, però ciascun consiglio comunale con una propria deliberazione poteva stabilire che il mio comune per esempio l'aveva fatto. Oggi in effetti
penso al caso di Piazzola, sono 504 abitazioni, 504 famiglie che si trovano in questa situazione. Non solo non viene più considerata prima casa, ma non ci sono poi le detrazioni e quindi indubbiamente è un salasso di un certo rilievo. Queste questioni naturalmente sono state poste sia dai singoli sindaci sia dall'ANCI, però anche su questo tema il governo non ha voluto sentire ragione. Assessore? È proprio una limitazione dell'autonomia che prima avevano i comuni, cioè questa era una potestà che prima i comuni avevano. È stata posta al governo, anche in sede parlamentare con vari emendamenti, ma su questo il governo è stato drastico assolutamente e ha limitato la potestà dei comuni di muoversi solo all'aliquota. Quindi veramente quello che arriverà a casa ai cittadini e arriverà purtroppo col timbro del comune non è assolutamente colpa dei sindaci, perché i sindaci hanno un binario strettissimo da percorrere con scarsissime possibilità di manovra e devono applicare una legge molto e molto rigida che il governo ha imposto in questa maniera proprio per lasciare scarsissima possibilità ai comuni di fare agevolazioni, muovere appunto limitazioni anche a tassazioni che sono eclatanti come quella, come diceva il sindaco, di chi è in casa di riposo per motivi non sicuramente di vacanza ma per motivi fisici e che dovrà pagare la propria casa come fosse seconda abitazione. Seconda abitazione. Sentiamo proprio Tino Bedin, presidente dell'IRA, per questa situazione. Gli anziani sono preoccupati? Sul punto però l'ultimo aggiornamento sì, è esatto. che i comuni, cioè che le persone che vivono, che hanno la residenza nelle case di riposo e hanno la loro casa è considerata prima casa. È un ultimo a dire aggiornamento. vero, nella legge la norma è stata introdotta in maniera, tra virgolette, scritta molto male, perché la legge dice che i comuni devono rimborsare lo Stato della differenza. Per fortuna in Italia abbiamo che le circolari del Ministero superano le leggi e allora l'ultima circolare del Ministero delle Finanze su come si va a pagare l'ICI dice che ovviamente, essendo considerata prima casa in base alla legge, si porta dietro tutti i benefici della prima casa e quindi i comuni non devono pagare. Quindi questo problema, tra virgolette, è stato superato. Resta però il problema fondamentale che c'è scritto nella norma, che è prima casa se non è locata. Che vuol dire che dovrebbero esserci centinaia di abitazioni nel nostro paese lasciate libere. Questo è una assurdità. La gran parte di queste abitazioni è oggi occupata dai figli o da parenti di primo o secondo grado sulla base di quello che è stato detto già adesso e ha due risultati. Il primo, che gli anziani non si sentono in prestito dal punto di vista economico. Finché hanno la proprietà della casa sanno psicologicamente e a volte anche praticamente che possono mantenersi. Il secondo risultato è che i figli, che in buona parte anche nel Veneto contribuiscono alle rette di degenza in quanto le impegnative di residenzialità stabilite dalla Regione sono inferiori ai costi che le famiglie sostengono, i figli hanno un vantaggio a usufruire della casa paterna o materna e quindi in qualche maniera sono compensati di questa spesa. Con questa norma di fatto noi eliminiamo questa solidarietà fra generazioni che automaticamente si era creata. Ecco, io credo che debba essere dichiarato da tutti formalmente che questa tassa è una tassa, tra virgolette, fatta male. Nel senso che ci sono stati presi due provvedimenti immediati per evitare il baratro, le pensioni e questa. Allora, le pensioni sono strutturali, credo che al di là delle battaglie sia difficile cambiarle. Questa va cambiata. La norma, la legge prevede che così com'è impostata l'IMU funzioni 2012, 2013, 2014 e che solo nel 2015 si torni alla ipotesi iniziale di cui faceva accenno l'assessore Chiambretti. È chiaro che invece
questa tassa deve essere cambiata dal 2013. Non può essere che attraverso questa tassa si torni indietro su due principi fondamentali. Il primo, quello è già stato detto, quello che se c'è una tassa municipale deve essere, e i comuni non possono essere esattori per conto terzi, né dello Stato, né della Regione, né della provincia, né di Equitalia. I comuni, i sindaci che ci mettono la faccia devono poter metterci la faccia, anche sui soldi, soprattutto sui soldi. Il secondo punto di cultura civica è che non bisogna dimenticare perché si era eliminata l'ICI sulla prima casa. Perché si era considerato che quel bene non fosse un bene fruttifero dal punto di vista economico, ma un bene che fa comunità, un bene che fa famiglia. Ora, va bene che nell'anno 2012 per salvarsi dal baratro si facciano delle eccezioni alle culture, però un anno è sufficiente. L'anno dopo bisogna trovare delle regole diverse che salvaguardino le culture. Credo che questo sia l'impegno, poi magari torno su altri aspetti. Volevo però, se mi consente, cambiare argomento e tornare al suo preambolo, questa volta da giornalista. Allora, la ringrazio le intanto. faccio gli auguri, anche perché sono stato fra gli iniziatori di Telechiara, e volevo sommessamente dire da cattolico che se c'è la carità della parola esercitata dalla Chiesa equivale alla carità del pane. La ringraziamo e ci ha stretto il cuore. Andiamo. Sponsor d'eccezione. Sì, esatto, la ringraziamo anche perché era una cosa, non era preparata, diciamolo, per insomma. Ma insomma recuperiamo velocemente. C'è una persona che non ha ancora parlato, che è Giovanni Battista Varotto, che poi è coordinatore della Commissione Urbanistica Nazionale del Luppi, è di Padova, ma chiaramente essendo l'Unione dei Piccoli Proprietari siamo passati da chi costruisce le case a chi le vende e adesso abbiamo chi le compra, chi le usa, soprattutto. Varotto, allora ci spieghi la situazione. Sì, io tornando al tema della serata, no, direi che possiamo distinguere due cose, e cioè la tassa sulla casa è la tassa che riguarda diciamo, il carico che questa legge ha portato, cioè mi spiego. Partiamo dalla legge da cui è nata l'IMU, è nata con la legge federale del 2011. Da lì poi questo governo ha dovuto pescare per far ritornare l'ICI e quindi diciamo, riprendere l'IMU, che a quel tempo era già stata messa in atto, anche se la decorrenza doveva essere dal 2014. Signor Varotto, la interrompo solo un attimo perché abbiamo una telefonata in linea, se no cade la linea, sì. Dopo la facciamo continuare. Prego? Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Io chiamo da Padova, sono Maurizio. Volevo solo intervenire in merito al ragionamento che ha fatto, mi pare, il presidente dell'istituto IRA. Sì, dell'IRA, Tino Bedin. Dino Bedin, perfetto. È stato presentato il caso di persone che sono in casa di riposo e i figli usufruiscono dell'abitazione. Nel concreto io ho la mamma che è in casa di riposo e la casa è sfitta, non c'è nessuno, è vuota, chiusa, viene utilizzato solo la lavatrice saltuariamente per lavare i panni. Il comune applica su questa abitazione, l'IMU deve essere pagata come seconda casa. Questo io trovo sia una cosa a dir poco scandalosa. Mi dicono che non è vero o no? No, è da qualche giorno. Non è così. È da qualche giorno che è cambiato. Col decreto semplificazioni si è detto che quella è prima casa. Le abbiamo dato una buona notizia, non so se ha sentito, che in realtà Ho sentito, però è una cosa fresca, tra virgolette pochi giorni fa, è ritenuta prima casa, quella di sua madre. Andrò ad informarmi meglio il comune perché le informazioni che ho io, anche perché mi sono fatto fare un conteggio, e a me risulterebbe applicato la tassazione come seconda casa. No, Tino, intervengo io perché Tino Bedin era senza microfono, ha detto dal 18 maggio questa cosa è cambiata, quindi effettivamente è una cosa fresca di 10 giorni fa. La Quindi circolare è una circolare. Quindi devo rivedere tutti i conteggi che sono stati fatti. Sì, una delle difficoltà di cui stiamo parlando questa sera. Sì, io ho acceso
sono arrivato sulla vostra rete casualmente, per quello adesso, siccome sempre No, ha fatto bene a chiamare, probabilmente dovrà ritornare in comune e dovrà rifare tutti i calcoli a questo grazie punto. perché è una buona notizia. Bene, dai, ogni tanto diamo anche buone notizie, grazie. Abbiamo scelto proprio di fare questa trasmissione perché la fiscalità stessa di questa nuova imposta è in continuo divenire, quindi in realtà non si sa, la confusione nasce proprio da questo e la telefonata del nostro ascoltatore è assolutamente emblematica, ci piace anche avere risolto i problemi. La parola sì, volevo continuare il discorso che stavo facendo prima, cioè rispetto al decreto del federalismo municipale, questo governo nel giro di 2 settimane, dalla sua investitura poi all'emissione di questa legge Salva Italia, ha modificato ovviamente in fretta e furia l'applicazione della IMU, anticipandone intanto l'entrata in vigore e quindi da subito dal 2012 anziché dal 2014, poi assoggettando la prima casa alla casa di abitazione principale all'imposta e poi praticamente riducendo tutte le agevolazioni che erano previste sempre da quella legge. E allora stavo dicendo che è una tassa sulla casa, è una tassa anche sulla famiglia. È una tassa sulla famiglia quando scopriamo che un figlio che abita in una casa dei genitori, di proprietà dei genitori, perché magari questa casa è più grande e lui ha un nucleo familiare più grande, i genitori sono anziani, sono 1 o 2, e quindi paga l'IMU per intero, e i genitori che per favorire il figlio sono andati ad abitare nella casa del figlio pagano anche loro per intero. Quindi questi qui hanno 2 case, entrambi hanno soltanto una casa nel territorio comunale, prima casa per entrambi, e pagano diciamo, l'IMU intera, cioè praticamente l'aliquota base che è lo 0,76 su un imponibile che è a dir poco, diciamo, pazzesco. E qui torniamo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori che hanno dell'incredibile. Se pensiamo che un aumento fiscale del 60% in un colpo solo non era mai successo, non credo che nella storia fiscale italiana sia mai successa una cosa del genere, e in più con l'aumento anche dell'aliquota appaiata. È invece un'imposta sulla casa, e qui entro diciamo in un discorso un po' più tecnico, quando noi abbiamo fatto le simulazioni subito dopo l'entrata in vigore della legge, ci siamo accorti che in tutto il territorio nazionale la media, diciamo, dell'incremento tra l'ICI e l'IMU si aggirava intorno da un minimo di 70%, 70-75% a un massimo di un 110-120% in certe zone d'Italia dove evidentemente i valori catastali sono più alti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso a campione, siccome io rappresento i proprietari e quindi anche coloro i quali investono, diciamo, nella proprietà, nel possesso di fabbricati per reddito, molto spesso bisogna anche tenere presente che i proprietari non sono questi ricchi che noi pensiamo siano, sono delle persone che pensano di investire sugli immobili per avere un reddito molte volte a sostegno del reddito insufficiente che hanno da lavoro. Quindi non stiamo parlando di persone ricchissime. Però se noi facciamo il calcolo su una dotazione media di un proprietario medio, piccolo medio, il quale ha la sua casa di abitazione, ha una casa, un appartamento affittato a canone libero, ha un appartamento affittato a canone concordato, ha pure un negozio, ha un magazzino e un ufficio, abbiamo preso tutte le tipologie di unità catastali. In questo caso abbiamo fatto una simulazione, naturalmente a parità di classe, di categoria, insomma comunque certo, di tipologia di bene. Abbiamo fatto una simulazione e per esempio, adesso non posso parlare di tutto quello che abbiamo fatto, però mi limito a Padova, alla zona di Padova. Ci dici perché dobbiamo interrompere per la pubblicità. Da Padova, dall'ICI che ammontava a 2.590 euro per una dotazione del genere, arriva adesso, arriva con l'aliquota media, cioè base, arriva a 4.711 euro. Okay. Quindi siamo all'82% di incremento. Con l'aliquota che qui faccio un attimo Allora ci dobbiamo fermare un attimo, ci rifinisce le cifre dopo, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità.
Ed eccoci rientrati in diretta da Selvazzano, siamo al centro civico da cui vi trasmettiamo anche in diretta radiofonica attraverso le frequenze di Blu Radio Veneto. Questa sera parliamo di IMU, una tassa sulla casa o una tassa sulla famiglia? Ci stiamo interrogando, in realtà la risposta ancora non sta arrivando. Prima della pubblicità avevamo dato la parola a Giovanni Battista Varotto, che è vicepresidente provinciale ma anche coordinatore della Commissione Urbanistica Nazionale del Luppi, che ricordiamo sono i piccoli proprietari di casa, e ci stava facendo un ragionamento sulla fiscalità anche nel padovano, insomma ci stava facendo qualche esempio concreto. Finisca pure Varotto. Sì, concludo. Proprio per Padova, allora, stavo parlando di una dotazione di immobili che un proprietario medio potrebbe avere in possesso. Allora, passiamo da l'ICI, dicevamo, di 2.590 euro all'IMU che arriva a 4.711 con un incremento dell'82%. Questo era un calcolo che valeva fino all'altro ieri, a dire la verità. Poi ci siamo accorti un bel mattino che le aliquote di Padova, del comune di Padova, solo per la seconda casa, sono aumentate dallo 0,76 allo 0,96. Ho dovuto rivedere il calcolo e quel calcolo mi dice che l'incremento rispetto all'ICI per una rotazione di 5 immobili, ripeto, 5 immobili che non sono una grande cosa, si porta un incremento al 122%, prendendo a riferimento, come ripeto, immobili di varia tipologia e quindi misti, senza fare differenze tra aliquote, diciamo, o basi imponibili troppo elevate o troppo basse. Ho messo dentro anche il contratto concertato, quindi sappiamo che il contratto concertato aveva una sua logica, aveva una sua agevolazione nell'ambito, diciamo, della precedente legge dell'ICI. Queste agevolazioni sono state assolutamente azzerate. E qui ci torneremo perché occorre un dialogo forte, concreto, serrato, continuo con i comuni e spero che ce lo concederanno. Giulia, so che hai un sacco di domande dei nostri telespettatori, ma non solo. A proposito di dialogo, noi continuiamo il nostro dialogo con la piazza virtuale che ci segue da casa e anche attraverso appunto le frequenze di Blu Radio Veneto. Vi ricordo i nostri numeri per gli SMS, quindi gli SMS sono solo SMS, non cercateci attraverso questo numero che è il 392 666 0099. Se invece volete parlare con noi e porci delle domande, il numero di telefono è il 340 9434 843. Alcuni degli spunti che sono arrivati questa sera sono domande specifiche, chiaramente di telespettatori interessati direttamente alla cosa. Mia moglie risiede con la madre nell'appartamento accanto al mio, siamo in separazione di beni. Il comune di Padova ci chiede gli arretrati ICI come seconda casa. E poi ancora, se una casa accatastata da finire è senza agibilità, l'IMU deve essere pagato sulla prima o sulla seconda casa? E tra l'altro, Giulia, c'è pure una telefonata. C'è anche una telefonata, allora sentiamo la telefonata. Pronto, buonasera. Buonasera, niente, ok, so quello che hai chiamato prima, no? Però il signore che faceva un attimo fa un'ipotesi di calcolo su vari immobili, che provasse a farlo nel caso che gli avevo indicato prima, nel senso di un genitore, magari con 2, 3, 4 figli, che una volta erano tutte quante prime case, con relative deduzioni quello che erano, e adesso un genitore con tutte seconde case. Penso che gli venga fuori importi molto più alti di quelli che ha trovato sui mobili tipo commerciale così. Va bene, questa è una domanda, adesso ricalcoleremo. Chi ha risposto prima io vorrei, volete già rispondere? Io vi chiedo di attendere un attimo perché credo che ci saranno altre domande, quindi facciamo in realtà il pieno di domande e poi lasciamo rispondere ai nostri ospiti. Fa parte della piazza di questa sera qui al centro civico di Selvazzano anche Giorgia Pradolin, che è direttore della Voce di Venezia, una collega che è venuta a trovarci anche per pungolare i nostri ospiti. Buonasera Giorgia. Ciao Giulia, buonasera, grazie per l'invito, è un onore essere qui. Molto è stato detto su quanto riguarda le proprietà private, però volevo aprire un'altra parentesi, che è quella delle ville culturali storiche. In Veneto ne abbiamo 3.800, con il Friuli 4.238 se non sbaglio, circa 400 solo in Friuli. Allora, due questioni. La prima, la regione, quelle che sono di proprietà regionale, qui magari mi rivolgo più all'assessore Ciambetti,
pagherà l'ICI sulle proprie? Ad esempio, la Regione dovrà pagare l'ICI su una villa a Contarini e quanto potrebbe essere quest'ICI? Seconda questione, la maggior parte di queste ville appartengono ai privati che, uno, devono già pagare una manutenzione ordinaria e straordinaria altissima e molti sono costretti, insomma, fanno bread and breakfast proprio su queste ville storiche. E questi proprietari, se non saranno in grado di pagare l'ICI, saranno costretti a vendere. Quindi andiamo a rimettere queste ville storiche, il nostro patrimonio culturale, sul mercato e andiamo a svenderlo. Belle domande. Prima che mi rispondano gli ospiti c'è anche una telefonata, se c'è ancora in linea. Ancora? Pronto? Sì, pronto. Buonasera, ci dica pure. Sì, io sono Benigno Sergio di Comune di Saonara. Sì? E io volevo dire, quando è stato istituito l'ICI è stato preso in considerazione come prima casa anche le case usufrutto che il genitore dava ai figli. Era un minimo di sicurezza che aveva il genitore verso il suo futuro, una nuova vada, perché si riteneva diciamo la sicurezza. Adesso con questa faccenda succede che quella è la seconda casa, sicché l'IMU va a aumentare in maniera notevolissima. Io conosco dei casi dove pagavano 200 euro, adesso pagano 770 euro. Questo è una cosa molto seria, in quanto creerà dei problemi nelle famiglie, perché gli anziani sono costretti a rinunciare all'usufrutto perché i figli riclameranno una nuova ladra. È una cosa da prendere molto seriamente. Secondo me al limite si può applicare quella proposta che c'era su Sole 24 Ore, che diceva quando una casa è data in comodato al figlio, al limite si può ridurre l'IMU senza la deduzione dei 200 euro fino a una aliquota 4,6 per 1000. Grazie. Grazie mille per la telefonata. Sì, sembra che in realtà le problematiche continuino a ripetersi nelle nostre telefonate e anche nei nostri SMS, quindi negli spunti della nostra piazza virtuale. Volevo sentire sentiamo chi può rispondere. Il nostro sindacato, con noi Pietro Fagà, segretario generale pensionati CISL Padova, FNP CISL. Abbiamo sentito che sono molto preoccupati soprattutto i genitori. Infatti IMU I nonni, per dire. IMU è una Speriamo. tassa e come tutte le tasse naturalmente si fa fatica a digerirle, no? Tanto più che l'IMU è la tassa sulla prima casa. Se noi pensiamo che tantissimi anziani tra gli anni 60 e 80 si sono costruiti letteralmente a mano la casa, hanno fatto dei sacrifici enormi, eccetera. Dopo i figli si sono fatti la casa con i mutui. E chi ha pagato i mutui? 90 su 100 i genitori hanno contribuito a pagare anche quello. Ecco. Per questo l'IMU sulla prima casa è una cosa che non va giù agli anziani. Se pensiamo che l'80%, 78 e qualcosa, per cento dei pensionati in provincia di Padova ha la pensione al di sotto dei 1.000 euro, 900, ecco. Con l'introduzione dell'IMU sulla prima casa, e qua mi permetto di dire che Monti, noi abbiamo capito che lui ha dovuto pescare qua per rallentare la china che il paese stava andando, no? Ancora una volta ha fatto cassa, sempre con là dove può farla, pensionati e lavoratori dipendenti, questo lo si sa. Ma secondo me l'IMU andava introdotta con il sistema, prima casa ovviamente, con il sistema che aveva lasciato il governo precedente, il governo Prodi, dove aveva fatto l'ICI, l'aveva abbassata sulla prima casa, di molto rimaneva cos'era, com'era nella seconda e la terza casa, ma per la prima casa abbassava moltissimo. Capisco che bisognava far cassa, eccetera. Non così però. Però se noi andiamo a vedere da 15 anni le pensioni non sono perequate, oppure venivano perequate con lo 0,1, l'1,2, 2,2, e cioè attraverso l'inflazione programmata, perché fossero state perequate almeno con l'inflazione reale, no. Ora, dal 1 gennaio 2012, le pensioni che superano i 1.400 euro lordi al mese non hanno ricevuto nessuna perequazione, zero assoluto. Aumentando l'IRPEF,
le addizionali, qualche comune, eccetera. Pertanto ogni mese i pensionati si vedono che cala la pensione. Da 15 anni non viene adeguata al costo della vita. Ci mancava solo l'IMU. Ecco, ci mancava solo quello. Un'altra cosa, purtroppo è vero, ha ragione quello dell'ultima telefonata. Il genitore che ha dato in usufrutto al figlio con l'ICI pagava come prima casa, adesso è costretto a pagarla come seconda casa. La legge non permette ai comuni assolutamente di toccare questo. L'unica cosa che permette ai comuni è di considerare prima casa, come si diceva prima, la casa sfitta dell'anziano in casa di riposo, però naturalmente con la clausola che comunque non ci sia nessuno dentro. La quota che doveva andare allo Stato il comune deve darla, perché c'è questo, non è ancora stato chiarito, ma questo è. Perciò se io sono un anziano ricoverato all'IRA, ho la mia casa sfitta, io adesso la pago prima casa. Se il comune decide di farla diventare prima casa, e credo che tutti lo facciano, però allo Stato il comune deve dare la differenza che era seconda casa e non è stata calcolata come prima. Questo è una Questo cosa è un altro che non va problema. bene. Non abbiamo ancora sentito Carlo Garofolini, ce l'hai nel microfono, consumatori, quindi tutti abbiamo sentito, queste sono problematiche assolutamente reali, viste anche le telefonate di questa sera. Certo, allora innanzitutto io volevo premettere una cosa, oggi siamo in una fase in cui la politica chiede dei sacrifici e veramente si fa fatica ad accettarli quando non cogliamo dalla parte delle barricate di chi sta di là veramente dei segnali che ci possono indurre anche noi nel nostro piccolo a farli, perché fin tanto che assistiamo a queste auto blu che sfrecciano per le strade e a queste province che non vengono abolite, è difficile chiedere a chi prende 600-700 euro al mese di pagare ancora tasse. Premesso la mancanza appunto di segnali e di incoraggiamenti che il governo non sta dando con i buoni esempi, bisogna dire anche una cosa. Le famiglie nel 2011 e nel 2012 in particolar modo, per effetto di quelle che sono state le ultime manovre, parliamo di 5 manovre circa, si troveranno a pagare mediamente circa 1.400 euro in più all'anno. E dobbiamo ricordare che l'IMU era nata con l'intenzione e in un'ottica di un federalismo fiscale che doveva raggruppare l'IRPEF comunale, che oggi invece possono aumentare i comuni fino al 0,6% e qua nessuno lo ha accennato. Sì, infatti era una cosa che volevo lanciare come ultimo sasso. Era nata in un'ottica di assorbire la TIA e nessuno l'ha accennato, e la TIA ha aumentato dai 6 al 14% a seconda dei comuni, malgrado gli sforzi di differenziare le raccolte. Poi parliamo di incrementare l'IRPEF regionale e quest'anno non ne parliamo, ma sappiamo che la regione può aumentarla da 0,9 fino a 1,2. Assistiamo, non l'abbiamo aumentata. Noi non sto parlando per il Veneto, io sto parlando di quelli che sono i sacrifici che gli italiani stanno subendo in questa fase e quello che probabilmente potrebbero anche subire il prossimo anno. Al momento sappiamo che l'IRPEF regionale può essere aumentata fino all'1,2, come i comuni possono aumentare l'IRPEF comunale 0,6. L'IMU doveva raccogliere tre importanti voci, oggi col cavolo che le raccoglie, ma l'IMU ha sostituito l'ICI e rimangono tutte le precedenti, con l'aggiunta, come detto, di poterle rivedere. Poi assistiamo all'incremento delle accise sui carburanti, ticket sulla sanità, i trasporti pubblici, aumento delle tariffe luce, acqua, gas, eccetera. Totale 1.200-1.400 euro. Siccome qualcuno, come ci rivolge spesso le lamentele all'Adico, perché noi siamo molto catalizzatori di lamentele, dicono non ci volevano professori della Bocconi per istituire nuove tasse, particolarmente sulla casa, scopriamo poi l'anomalia di una tassa. Allora, qua si parla di IMU, ma non si parla di rivalutazione catastale fine IRPEF, che potrebbe incidere molto di più di quello che è l'IMU, perché sulla seconda casa si paga l'IRPEF e dobbiamo ricordarci che tra le porcherie che sono state fatte in questo disegno, in questa, scusatemi, legge, bisogna tenere conto una cosa molto importante, che vanno a rivalutare del 60% le vendite catastali anche le case acquistate 2 anni fa. Allora io capisco una casa che ha 30-40 anni, si può fare un ragionamento su quello che può essere una rivalutazione del catasto, ma chi ha comprato la casa 1 anno o 2 anni fa adesso deve pensare di rivalutare anche del 60% la rivalutazione catastale. Non è chiara questa cosa, ma è tra le anomalie che ci sono. Okay? Sentiamo gugliare, quindi poi sentiamo queste sono le cose che noi riceviamo. Poi, in particolar modo, è anche interessante o contrastante, a seconda di come si vuole vedere, il fatto di ragionare sul valutare le vendite catastali del 60% quando sappiamo che
le abitazioni sono crollate del 20-25 addirittura 30%. Sappiamo che le persone per comprarsi la casa impegna 20-25 anni tra mutui, interessi e stipendi vari della loro vita lavorativa, quando sappiamo che il 60%, il 50% e il 40% del stipendio viene anche assorbito dalla casa, perché la casa comunque richiede uno sforzo economico per mantenerla e continui sforzi economici anche per rinnovarla su quelle che sono anche delle esigenze, perché poi scopriamo che tra caldaie di un tipo, bolini di un altro, revisioni di un tipo e poi tutti quelli che sono gli interventi di normale manutenzione ordinaria comunque assorbono gran parte dei nostri redditi. Qualcuno ha pensato che era giusto anche pagare una tassa su questa cosa qua, quando in realtà la casa, oltre a essere un contesto sociale, diventa anche veramente una fonte di lavoro per molte imprese che ci ruotano attorno, perché comunque tantissima carne al fuoco. Tantissima carne al fuoco sicuramente. Vediamo un attimo come ci risponde. Concludo dicendo, poi c'è chi si è trovato in cassa integrazione, non ce la fa più pagare il mutuo, la casa gli viene pignorata perché non può più sospenderlo e deve pagare l'IMU. No, deve pagare l'IMU perché c'è anche persone che si rivolgono all'Adico che non ce la fa più, non può sospendere il mutuo, le finanziarie non vengono sospese, addirittura se ci sono i tanto decantati salvafamiglie che possono sospendere il mutuo per 12 mesi, poi hanno la banca che gli sta attanagliando l'immobile, la ciliegina sulla torta è devi pagare anche l'IMU, no? Quindi secondo me certe cose non sono state veramente considerate per chi è stato fautore di questa cosa. Sentiamo un po' perché qua c'erano mugugni, per cui chi inizia, Mariano? Allora, io credo che le telefonate abbiano centrato i problemi di questo, che sono emersi subito di una tassa che, ha ragione, va cambiata al più presto. Anzi, lei ha usato un termine che a me piace molto, quello del comune che ci mette la faccia. Allora, i casi specifici, premesso che io voglio fare un invito a chi ha problemi, vada negli uffici tributi dei comuni, che in questo momento stanno facendo uno sforzo enorme, alla faccia del fatto che gli statali sembra che... ma stanno veramente dando l'anima ben oltre l'orario di lavoro per chiarire queste cose. Allora, la casa inagibile si diceva, andrà sicuramente all'ufficio del comune, ma mi risulta che questo signore dovrà fare una dichiarazione, presentarla in comune, un'autocertificazione, e il comune verificherà se effettivamente è inagibile e in tal caso avrà le agevolazioni. C'è il problema dei separati, paga l'IMU chi ha l'assegnazione della casa. C'è un piccolo vantaggio che chi non ha l'assegnazione della casa le detrazioni le può spostare sulla casa dove abita, ma paga l'IMU chi ha avuto l'assegnazione della casa. Degli anziani abbiamo già parlato, era la cosa più paradossale, più strana di questa legge, però mi risulta, salvo errori, che comunque lo Stato il suo 3,8 lo vuole. E quindi questo ci fa capire che è lo Stato che ci impone certe scelte e i comuni sono molto poco. Per quanto riguarda il fatto, ma io do la casa ai figli, purtroppo è così, ma non è perché è stato inventato, è la legge che dice che ci vuole proprietà e residenza. Il genitore ha la proprietà ma non ha la residenza, il figlio ha la residenza ma non ha la proprietà. La legge dice che è una seconda casa. È una stortura? Sì, secondo me, perché entra direttamente dentro la famiglia e mette in gioco quel patto generazionale che c'è tra la famiglia, che è un nucleo fondante, ma è così. E ben difficilmente i comuni potranno andare a smantellare, bisogna che tutti si muovano su questa azione, perché almeno dall'anno prossimo questi sono i casi concreti che mettono tutti in difficoltà. Infatti volevo sentire, poi avevamo parlato di IRPEF, di altri aumenti. Sì. No, io volevo solo concludere, completare l'intervento dell'assessore, riferirmi al fatto che i comuni hanno comunque, e qui è una scelta poi del comune, hanno comunque una possibilità, nel senso, potendo intervenire sulla riduzione delle aliquote, potrebbero decidere di utilizzare la norma che prevede la riduzione o l'aumento di 3 punti
sull'aliquota del 7,6% nell'ipotesi in cui l'abitazione, la prima abitazione sia data in uso al figlio, e quindi abbattendo di 3 punti, arrivando quindi al 4,6 per 1000 che si avvicina molto al 4 per 1000 che è l'aliquota. Questa però è nella discrezionalità dei singoli comuni che dovranno valutare la loro situazione finanziaria, però potrebbe essere una via d'uscita. Io mi interrompo solo un attimo, Prego. perché abbiamo una telefonata in linea, se no la Prego. perdiamo. Prego. Buonasera. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, senta, io volevo chiedere un chiarimento. Sì, riesce ad abbassare il volume della televisione, se no non la sentiamo bene. Sì, aspetti. Grazie. Sì. Ecco, aspetti che la abbasso su. Nessun problema. Ok, ecco fatto. Ci dica allora, io volevo chiederle una cosa. Ho fatto una casa io 40 anni fa. Mio marito era un militare. Per poter fare questa casa io sono andata a lavorare in campagna, a potare mele, pere, guidare trattori. L'indomani andarmene via. Adesso io non ho chiesto niente né a comuni né a nessun ente di darmi case o comunali o statali che dovrebbero dovuto spendere soldi per darmi queste case. Me la sono fatta da sola, ho dato da lavorare, io e mio marito, l'ho dato da lavorare a impresari, a tutti gli operai che possono essere adiacenti, diciamo, a dover fare una casa. Adesso mi trovo che da 40 anni giustamente pago le tasse e alla fine mi ritrovo a pagare ancora di più. Allora cosa fa lo Stato? Va a penalizzare chi ha risparmiato, chi ha fatto sacrifici a fare una casa e premia invece coloro che i soldi se li sono sempre spesi, goduti in viaggi e dappertutto, e le danno le case già fatte e spende lo Stato o il comune. Allora sento un sacco di trasmissioni che fate dappertutto su tante altre diciamo emittenti, no? Però non lo so se veramente riuscirete a concludere qualcosa. Non è giusto che la prima casa si debba pagare quest'IMU o ICI che sia, perché è sacra, dobbiamo vivere da qualche parte o dobbiamo andare in una capanna. La ringraziamo signora per il suo contributo, anche per il racconto della sua vita, che immagino sia simile a quello di tante persone, purtroppo, come diceva il nostro segretario della FNP Cisla. La ringraziamo e facciamo rispondere l'assessore brevemente. Due cose. Addizionale IRPEF regionale, anzi cosiddetta regionale. Noi dello 0,9 fino allo scorso anno, dell'1,23 quest'anno non vediamo passare niente perché è incamerato tutto dallo Stato. Infatti stiamo anche litigando con lo Stato per tentare almeno di togliere dalle nostre buste paga questa dicitura regionale che non ci appartiene in nessun senso. Ai Veneti questo costa 208 milioni di euro, questo aumento dello 0,33. Dimore storiche. Io ho scritto una lettera su sollecitazione dell'Associazione Proprietari di Ville Venete ancora a gennaio, sia a Monti che a Giarda che al Vice Ministro Grilli, però di risposta nessuna. Ne stiamo parlando, abbiamo avuto qualche rassicurazione verbale ma non ancora scritta, ci siamo impegnati sinceramente un po' di più sulle case ATER perché avremmo dovuto pagare un IMU sulle case ATER come seconda casa e per noi erano 12-13 milioni di euro, più degli affitti che riceviamo da queste case. Comunque sulle dimore storiche stiamo lavorando appunto per riuscire a identificare questo bene che ha comunque una valenza pubblica. Al momento noi che abbiamo 7-8 ville storiche, se riusciamo a dimostrare che è sede istituzionale o ha un uso istituzionale tipo Villa Contarini, potremo avere una forte riduzione ma comunque pagare qualcosa, se no altrimenti pagheremo seconda casa. Una cosa di questo tipo è avvenuta a fine 800 e molti proprietari di ville lungo la riviera hanno demolito le barchesse o parti delle ville per non pagare la tassa. Spero che non dobbiamo arrivare a cose di questo tipo. Mi auguro che al governo capiscano che le ville venete sono una ricchezza e non sicuramente un lusso. Ce l'auguriamo davvero tutti. Ci fermiamo solo un attimo, Giorgia, per la pubblicità e riprendiamo proprio con te.
sera è dentro il centro civico di Selvazzano Dentro, siamo in provincia di Padova e stiamo parlando di nuova fiscalità. Ultima mezz'ora di trasmissione, vi ricordo brevemente i numeri a disposizione per intervenire se volete farlo telefonicamente. Innanzitutto l'SMS 392 666 0099 oppure il nostro numero di telefono che è il 340, scusate non me lo ricordo quasi mai, 9434 843. Molti in realtà gli interventi attraverso la nostra piazza virtuale che ci sono piovuti addosso attraverso SMS sono tutte domande molto specifiche, molto personali. Io vorrei sottolineare, credo che possa essere sottolineato anche dai nostri ospiti in studio, una cosa, che in realtà i comuni si stanno abbastanza interessando e stanno aprendo degli sportelli per informare. Uno di questi è quello di Rubano, grazie a MG, così si è firmato uno dei nostri telespettatori che ci ha ricordato questo. Con il programma di calcolo IMU di Rubano, un paese in provincia di Padova, si può stampare direttamente il modello F24, un esempio di semplificazione per la vita dei contribuenti. Vi ricordo che il comune di Rubano non è l'unico, ci sono molti comuni che si stanno impegnando in questo senso ed è bene ricordarlo, insomma affidatevi se non altro ai comuni e agli sportelli comunali. Detto questo, ultima mezz'ora di trasmissione, continuiamo a fare domande, sicuramente ne ha pronta una Giorgia Pradolina, direttore della Voce. Grazie Giulia e grazie all'assessore che prima mi ha risposto. Spero non dovremo arrivare a una soluzione così tragica con le ville venete. Butto altri 2 sassolini, non so chi mi possa rispondere. Abbiamo parlato dei proprietari di case, ma pensiamo agli affittuari, cioè anzi a quelli che pagano l'affitto, perché con l'introduzione dell'IMO moltissimi proprietari di case che si stanno pagando la casa mettendoci dentro persone affittuari hanno alzato gli affitti o alzeranno sicuramente gli affitti. Allora c'è gente che non arriva a fine mese già adesso e fatica a pagare l'affitto. Come faranno dopo? Primo sassolino. Secondo sassolino, i luoghi di culto. I luoghi di culto, le chiese. Non so se questa è la sede giusta per fare questa domanda, ma no, anche le fondazioni bancarie, diceva Carlo Garofolini. Le attività commerciali all'interno di aree di culto pagheranno l'IMU, perché le fondazioni bancarie no, perché sono onlus e quindi rientrano, poi potremo discutere se sono onlus o no, se è giusto che paghino o no, ma sono onlus quindi non pagano, anche le fondazioni bancarie. Le chiese? No, le chiese non pagheranno l'ICI. Io vorrei... I luoghi di culto non li pagheranno. No, vorrei sottolineare che questa è la seconda trasmissione che, come fatti i nostri La Piazza, dedichiamo all'IMU. La prima era IMU e Chiesa, quindi in realtà avremmo già sviluppato un'intera trasmissione su questo. Se volete ci ritorniamo, ma brevemente, perché abbiamo già speso 2 ore di diretta per cercare di rispondere a questa domanda. Invece è importante, perché c'è il pericolo praticamente che per gli inquilini ci siano delle ricadute negative, non solo appunto per gli inquilini, ma soprattutto per coloro che, lo diceva giustamente prima il Presidente, i proprietari subiranno degli aumenti molto consistenti e il rischio è che si riversino poi, ad esempio chi ha un negozio in affitto che quindi conduce un'attività, un bar eccetera, il pericolo c'è che ci siano alla scadenza del contratto praticamente delle situazioni di ricarico. Quindi è chiaro che gli effetti degli aumenti poi sostanzialmente rischiano di ripercuotersi a cascata su tutta la filiera, questo sì. Allora c'è Tino Bedin e poi c'è anche Renato Marconi. Ecco, il tema degli affittuari è un tema rilevante anche per istituzioni come la mia, nel senso che per esempio con il comune di Selvazzano, ma anche con il comune di Padova e con un'altra IPAB, col comune di Limena, col comune di Fontaniva, noi abbiamo fatto delle convenzioni, chiamiamole così, tra virgolette, di casa buona, cioè abbiamo messo a disposizione delle amministrazioni comunali degli alloggi, concordando il canone o lasciando loro la gestione e prevedendo nella convenzione l'esenzione dall'ICI e da tutte le tasse che avrebbero sostituito l'ICI, presupponendo che sarebbe rimasta una tassa comunale. Ora è evidente che in questo momento anche questo crea delle difficoltà, nel senso che certamente noi non possiamo pretendere che il comune ci paghi la tassa che dobbiamo pagare allo Stato. Però è anche tanto evidente che operazioni che non sono commerciali ma sono destinate a fasce di popolazione che hanno difficoltà ad accedere al mercato della casa rischiano di pagare un prezzo che non devono pagare. Torno sul tema, cioè che se l'IMU è una tassa municipale deve dal 2013 essere messa totalmente in capo ai comuni, di modo tale che nei singoli territori le varie realtà si confrontino, competano, baruffino, ma sempre dentro la comunità.
C'era anche il nostro Renato. Io Marco. condivido proprio questa espressione di Tino Bedin, perché sicuramente pagare le tasse è sempre o spesso quantomeno antipatico. In questo caso, l'avevamo detto all'inizio della trasmissione, è antipatico il fatto che i comuni siano costretti a fare gli esattori per conto dello Stato. È antipatico il fatto che questa normativa di settimana in settimana o addirittura di giorno in giorno debba ricevere circolari, interpretazioni e quant'altro, che in realtà ha contribuito solo a creare confusione nei confronti dei nostri concittadini. Però la mia preoccupazione, mi permetto di dire, è anche un po' altra, perché dobbiamo sempre fare riferimento a due cose, anche questa una l'avevamo detta all'inizio: come ci trovavamo in autunno, questo è un dato. L'altro dato, con onestà, dobbiamo dire che quella degli ultimi anni italiana, cioè il fatto che non si pagasse la tassa sulla casa, era un'anomalia rispetto al panorama europeo. La mia preoccupazione oggi qual è, in realtà? È che rispetto a manovre che hanno contribuito a salvare, speriamo, l'Italia, quello che manca è la seconda fase. Prima il rappresentante dell'Associazione dei consumatori, ma anche altri lo hanno precisato questo concetto. Il problema vero è se in prospettiva gli italiani avranno i soldi per poter pagare queste tasse, e allora il problema vero è il problema del lavoro. Cosa viene fatto per il lavoro? Perché, come spesso succede in politica, la prima fase l'abbiamo vista, la difficoltà è sempre quella di arrivare alla seconda fase. Allora, ad esempio, per rimanere con il ruolo istituzionale con il quale sono presente questa sera, cioè in rappresentanza dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, uno dei temi veri, senza andare a aumentare ulteriormente le tasse, la richiesta dei comuni è quella di dire al Parlamento e al Governo: lasciateci almeno spendere quei pochi soldi che comunque abbiamo in cassa. Questa storia, anche questa molto citata in questi ultimi mesi, del patto di stabilità, che tutti dicono è un patto di stabilità europeo, dobbiamo ricordare che in altri paesi europei i comuni non devono sottostare al patto di stabilità, i comuni devono senz'altro rispettare i loro equilibri di bilancio, ma almeno, penso nel mio caso, quel milione di euro che comunque, pur essendo Piazzola un paese povero, abbiamo in cassa, se fossimo in un altro paese europeo, quel milione di euro potremmo spenderlo, e quanti altri comuni come Piazzola, Selvazzano, ma penso Rubano, penso Padova, penso appunto tantissimi altri comuni. E vedete, nella situazione in cui ci troviamo, non sarà né l'alta velocità né il ponte sullo stretto di Messina a rimettere in moto l'economia italiana, solo pensando ai tempi di progettazione, appalto, realizzazione e così via. Però tante piccole opere pubbliche realizzate dai comuni potrebbero contribuire a smuovere l'economia locale, potrebbero contribuire a smuovere il lavoro. Quando parlo di lavoro non parlo solo dell'operaio, quando parliamo di lavoro parliamo delle imprese locali, parliamo degli operai, parliamo di tutto un mondo che potrebbe rimettersi in moto e quindi anche contribuire con nuove tasse, con nuove entrate, perché questo è il vero, come dire, la vera sfida che abbiamo davanti. Allora, o il Parlamento ha il coraggio di mollare un po' i cordoni della borsa in questo senso, cioè ridare quell'autonomia che in realtà è prevista, sarebbe prevista nella Costituzione per gli enti locali, altrimenti il pericolo vero è che quest'anno, in qualche maniera, facendo riferimento alle piccoli risparmi, qualche famiglia comunque riuscirà a pagare queste tasse, ma non so se l'anno prossimo riusciremo a pagarle ulteriormente. Varotto, vi chiediamo tutti un po' di sinteticità, così riusciamo a parlare volevo tutti. soltanto togliere il sassolino alla dottoressa della Voce di Venezia. Il primo sassolino, quello del timore del riversamento in capo agli inquilini di questa tassa, è un timore assolutamente inesistente, non può avvenire una cosa del genere, non è possibile che questa tassa ricada in capo agli inquilini, è una tassa che viene pagata totalmente dai proprietari. Allora, i contratti sono di tre tipi sostanzialmente, faccio presto. C'è il 4+4 a canone libero, che praticamente viene, come dire, stabilito dal mercato, è il mercato che stabilisce poi se il canone. Attualmente, essendo un ribasso dei valori immobiliari, è chiaro che di conseguenza c'è anche un ribasso dei valori locatizi, e quindi il proprietario ha poco, non ha margine per aumentare l'affitto, non ce l'ha assolutamente, perché altrimenti entra in gioco la concorrenza, che è agguerritissima. C'è il contratto a canone concordato, i famosi 3+2 o anche a anni diversi. Ecco, questo qui invece è un discorso un po' diverso.
È qui che noi chiediamo l'attenzione dei comuni nei confronti dei proprietari, perché questi contratti che fino all'anno scorso con l'ICI avevano le loro agevolazioni, parliamo dei comuni ad alta densità ad alta tensione abitativa, e quindi Selvazzano, Abano Terme e Padova in questo caso. E anche qui diciamo o subentra, diciamo, un intervento del comune il quale diciamo allinea le aliquote alla prima casa, almeno alla prima casa, che con l'ICI pagavamo il 2% o 2 per 1000, quindi insomma almeno il 4 per 1000 credo che sarebbe abbastanza plausibile. E poi i contratti commerciali, effettivamente, come dice il Presidente della CGA, lì c'è un po' di rischio, però teniamo presente che i contratti commerciali hanno una durata di 6 anni più 6, quindi insomma è difficile che proprio alla scadenza puntuale ci sia diciamo, l'accanimento del proprietario nei confronti degli inquilini. Io penso che almeno così, facendo un'ipotesi percentuale approssimativa, nel 90% dei casi sia un'ipotesi assolutamente inesistente. Moreno Marangon? Sì, confermo, perché noi come FIAIP abbiamo un osservatorio che ormai facciamo già da 2 anni, un osservatorio regionale dove teniamo monitorati ovviamente questi dati e assolutamente non stiamo rilevando, se non c'è stata alla fine dell'anno precedente un lieve aumento di quelli che erano i canoni di locazione, però praticamente oggi siamo in perfetto equilibrio, quindi è evidente che probabilmente la famosa legge di domanda e offerta c'è stata una maggiore offerta di immobili sul mercato, perché chi non riusciva a vendere ha anche optato per metterli in locazione, e quindi ha calmierato perfettamente la situazione. Dall'altra parte è chiaro che se io non ti posso offrire più di tanto per il tuo affitto, tu a un certo punto sei costretto ad adeguare la tua somma, quindi da questo lato a mio avviso più o meno siamo in equilibrio, e dubito che chi oggi deve rinnovare dei contratti non rifletta su questi argomenti, perché sa poi cosa offre il mercato, insomma. Sì, il problema si pone soprattutto per i centri storici delle grandi città, dove praticamente sono immobili molto appetibili dal punto di vista commerciale, e si sta registrando Padova, Mestre, Venezia, Treviso, sta registrando una espulsione delle attività commerciali nei centri a vantaggio di attività bancarie, assicurative, servizi, terziarie avanzate, e questo sta impoverendo i centri storici, sta rendendoli meno vivibili, perché si vive di giorno, non si vive di sera, i negozi danno una qualità che queste attività non hanno, quindi bisogna fare molta attenzione, perché il meccanismo è molto delicato. Spesso basta anche chiedere 50 euro in più al mese, praticamente un negoziante, con la crisi, con il calo di consumi eccetera, questi vanno fuori mercato, non sono in grado e vengono espulsi, quindi è molto pericoloso, è una questione estremamente delicata questa. Dacci buone notizie, Rodolfo, speriamo. Una piccola esortazione che volevo fare soprattutto ai comuni. Allora, dopo questo interessantissimo dibattito, noi sappiamo, io sono un fautore che per rilanciare l'Italia l'unica maniera è cercare di aiutare l'economia, cioè non esiste, cioè, sicuramente da dare una mannaiata fortissima alla spesa pubblica, che ha qualcosa di incredibile, ma l'unico vero motore che può dare finanza, diciamo, può dare incassi, quindi può dare tasse, è attraverso un PIL maggiore, quindi attraverso il rilancio dell'economia, o le tasse o aumentare la produzione. Direi che aumentare la produzione è quello che dovrebbe essere auspicabile. E calandoci nella realtà locale, io volevo chiedere appunto ai comuni, e sono molto contento perché oggi ho sentito il sindaco di Piazzola che secondo me sta facendo nella maniera proprio corretta. Cioè, io quando ho visto la legge come era stata impostata mi sono subito detto poiché la realtà produttiva tende a essere massacrata, perché? Una volta forse perché è più ricca e quindi giustamente anche, ma oggi siamo tutti in difficoltà, e oggi se noi veniamo massacrati secondo me è proprio una pietra al collo allo Stato italiano che va portato. Oggi dobbiamo essere aiutati. Quando io ho letto, però non siamo rappresentativi, cioè ahimè i comuni hanno bisogno del consenso. Quando ho letto la legge ho detto sicuramente non verrà, sicuramente i comuni avranno bisogno di fare le loro piccole opere, il 4 per 1000 è dato allo Stato, vedrai, e quello che prima l'assessore ha detto, che giustamente anche io lo capisco, perché non è bello appesantire il privato, però vedrai che il privato avrà un 0 e allora i soldi dove li prende? Andrà nuovamente a massacrare le realtà produttive. Io ho visto invece per esempio il sindaco di Piazzola, magari no, però il sindaco di Piazzola per esempio ha alzato di 2 punti l'IMU locale, che secondo me può essere corretta se ben spiegata. Cioè se il cittadino vede che con questi soldi che
sono gli unici poi alla fine che il comune ha, si riesce a realizzare delle cose e il comune lo promuove, ne fa pubblicità, gli dice il vostro IMU, il nostro 2%, non il 4% che è lo Stato, ma guardate cosa abbiamo fatto, piste ciclabili, manutenzione, un cittadino lo accetta. E sono contento che nel loro caso hanno alzato non dei 3 punti possibili, diciamo, l'IMU invece per le realtà produttive, ma solo di 1 mi sembra. 0,9. Ecco, questa è una cosa che io chiederei anche ai comuni in generale, non massacrateci ancora perché è più facile, ma cerchiamo piuttosto una buona pubblicità su quelle cose da fare. Ecco, è una cosa che chiedo come rappresentante anche di chi porta economia. Posso aggiungere? Prego. A parte che condivido perfettamente questo approccio, perché in effetti bisogna cercare di rilanciare l'economia e quindi bisogna cercare di supportare le aziende. Ovviamente a livello locale ci sarà l'ente comunale che potrà intervenire su questo, però direi questo, che anche l'opportunità che viene data dalla legge ai comuni di decidere sostanzialmente che aliquote applicare entro settembre, quindi adesso applicare in sede di acconto le aliquote base. Questo effettivamente può essere un momento per poter anche confrontarsi con il collegio dei revisori, con quindi anche quei professionisti che supportano il comune, proprio per valutare tutte le varie posizioni, e quindi questo periodo di tempo dovrebbe essere dedicato proprio ad un'articolazione delle aliquote dell'IMU, visto che comunque è una legge statale e va rispettata. Quindi articolare le aliquote IMU tenendo conto le varie situazioni che si presentano sul comune. Io credo che i comuni siano senz'altro organizzati, come il comune di Rubano, ma anche gli altri comuni certamente sono organizzati in questo senso, e quindi è importante che si rifletta su queste nuove applicazioni. Posso dire una semplice? Premesso che noi siamo sempre contrari agli inasprimenti fiscali, perché comunque, come detto, i comuni hanno anche l'addizionale comunale e l'IMU, come ripeto, la subiscono tutti indipendentemente dal reddito che hanno, e non sono previsti particolari sgravi, salvo che uno abbia figli o prima casa. Permesso questo, io volevo essere rapido solo con un intervento citando un dato che l'Adico l'anno scorso aveva proiettato, merito proprio a quello che è la 13ª, per chi ce l'ha ancora, perché oggi bisogna anche pensare che molti non ce l'hanno. Oggi normalmente il 77% della 13ª è già ipotecata, fondamentalmente è già ipotecata, dato 2011 dell'Adico, per quello che erano un po' tutte le situazioni che le famiglie si erano trascinate a fine anno e non riuscivano più a sostenere. Pensiamo agli arretrati dell'affitto, agli amministratori condominiali, le bollette, i mutui, l'assicurazione dell'auto, il bollo, eccetera. Oggi dovremo fare i conti con il saldo dell'IMU. Quindi questo 77%, nel momento che non era ancora così tenebroso come oggi, perché poi c'è una contrazione derivata anche da un forte pessimismo di quella che è una situazione generalizzata, si dovrà tener conto anche del saldo dell'IMU, che quindi sicuramente ridurrà drasticamente quella che sarà la disponibilità delle famiglie in un particolare periodo dell'anno in cui c'è anche da pagare le bollette di riscaldamento. Pietro Fagà? Sì, volevo precisare una cosa. Lui ha detto ridurre la spesa pubblica, tagliare, sono tanti fondi che a me vengono i brividi, perché quando riducono la spesa pubblica, sanità, assistenza sociale, vanno lì. Meglio dirlo, ma anche precisare cosa. È la solita obiezione per non toccare mai la spesa pubblica. No, perché ce ne sono, ma quelli che hanno in mano la Forni si tagliano lì. Quando si parla di tagliare la spesa pubblica, la levata di scudi è sempre quelle: toccate la sanità, la scuola. No! Faccio un caso concreto che riguarda le imprese. Le imprese ricevono, in termini di agevolazioni, incentivi, detrazioni fiscali e quant'altro, quasi 60 miliardi di euro l'anno. 60 miliardi di euro l'anno, 40 sono in capo alle aziende pubbliche di questo Stato. Santo Dio, non si riescono a trovare 10 miliardi perché poi qui vanno i soldi in clientele, in favoritismi, i soldi agli amici degli amici, ai gruppi di potere, ai potentati economici, cioè non si riescono a trovare 10 miliardi. E allora attenzione che non si può mai tagliare, si può chiaramente con oculatezza, ma ci sono i soldi, cioè c'è dove andare a prendere. È che toccare certi interessi costa poi in termini elettorali. Questo che è un governo che è tecnico lo dovrebbe fare. Chiudo però con una battuta: ha ragione, bisogna rilanciare l'economia. Però attenzione, noi dobbiamo aiutare le imprese, va benissimo, ma il problema che abbiamo noi adesso in questo paese è che non abbiamo i consumi. Cioè, perché noi possiamo produrre di più, meglio e quanto vogliamo, ma se la gente non ha i soldi per comprare, le robe restano là sui magazzini. Allora bisogna aiutare le famiglie, bisogna abbassare le tasse,
sulle famiglie, perché queste possono riaprire e rimettere in moto l'economia, altrimenti rimaniamo al palo. E non è un caso che nonostante un quadro generale così fosco, a tinte cupe, gli unici che si salvano sono quelle filiere produttive che esportano, perché fortunatamente quelle sono poche, ma insomma esportano, hanno mercati esteri che tirano e vanno bene. Chi invece opera nel mercato interno non ce la fa e quindi bisogna aiutare le famiglie. Assessore Ciambetti? Purtroppo mi tocca dar ragione al signore e il governo dei tecnici mercoledì ci taglierà a tutte le regioni italiane 1,5 miliardi della sanità. Aiuto, finiamo così, mi vengono i brividi, assessore. Milioni, e sinceramente non so come faremo, perché già aver avuto l'aumento dell'IVA di 1 punto l'anno scorso e forse di 2 quest'anno, solo per il comparto medico, comparto sanitario, per noi comporta circa 300 milioni in più di spesa. Quindi vanno a tagliare sulla sanità, i tecnici hanno trovato niente di meglio che... Hai ragione che il Veneto è virtuoso, ma ci sono tante regioni, Lazio, Puglia, Campania, Sicilia. Il problema è che appunto invece di dire dove sono gli sprechi faranno si taglia lineare anche esatto, i tecnici. qua hai ragione. Invece come diceva prima il sindaco, mi auguro sia battaglia comune fra noi e ANCI, abbiamo dei soldi in cassa, noi in Veneto 1,3 miliardi che non possiamo utilizzare per il patto di stabilità, fateceli usare per far fare piccoli lavori alle imprese locali, almeno questo che permetta di fare un minimo di mettere una goccia di benzina nel motore del Veneto. Io disinnesco un momento la polemica per tornare a fare televisione di servizio. Ultimissima domanda, a fine trasmissione. Dopo tante parole, per piacere fate un esempio chiaro. Prima casa, cosa si pagava con la vecchia ICI, cosa si paga ora, quanto può essere l'escursione a disposizione dei comuni, così per la seconda casa. Piero da Padova. Chi riesce a darmi una risposta sintetica? Posso dire, ieri mi è arrivato l'F24 dal comune, perché il comune di Curtarolo già da 8 anni manda a casa i bollettini già compilati. Quest'anno è arrivato l'F24. Io pagavo 260 euro di ICI prima che la togliessero, oggi pago 3,40. Io ho solo una casa, non ho neanche garage. La simulazione del comune di Padova di un'abitazione di tipo economico a 3 senza figli a carico pagava con l'ICI, scusate, eccola qua, pagava con l'ICI 212 euro, con l'IMU, se sarà il 4 per 1000, non lo so, il comune di Padova, pagherà 36 euro in più, senza figli a carico. Poi se invece avrà figli, eccetera, si abbasserà. Quindi, cioè, tra virgolette, la famiglia, la famosa nostra domanda, una tassa sulla casa, sulla famiglia, un po' diciamo che la famiglia con i figli perlomeno... Per la seconda casa sarà quasi un raddoppio. Esatto, diciamo che la famiglia con i figli va un po' meglio e la seconda casa non particolarmente. Allora io devo purtroppo chiudere, ovviamente l'argomento è stato molto interessante, immagino Giulia che ci sono stati tantissimi sms poi specifici di problemi. Possiamo dire, sindaci, che vadano negli uffici comunali? Agli uffici tributi dei rispettivi comuni. In questo periodo, come è stato detto anche da altri ospiti, gli uffici di tributi stanno sostenendo uno sforzo encomiabile. Ecco, quindi naturalmente buon lavoro a tutti gli uffici comunali, confidiamo veramente in una soluzione di qualche problema, se non tutti. Noi vi lasciamo, io devo ricordare, perché i colleghi me l'hanno detto prima al telefono, ricordare che con cui abbiamo aperto la trasmissione con questo appello che vogliamo fare, ringraziare tutti per il sostegno che ci stanno dando come Telechiara, vi ringraziamo, speriamo di trovare una soluzione non solo ai problemi dell'Italia ma anche a Telechiara, lo confidiamo, noi ci saremo sempre e vi daremo l'informazione, quella che abbiamo dato questa sera e molte altre ancora. Grazie mille davvero per la vostra attenzione, grazie mille a tutti i nostri relatori, i nostri ospiti, ci rivediamo la settimana prossima. Tra l'altro la settimana prossima faremo un Fatti Nostri la piazza speciale, perché vi proporremo la visita del Presidente della Repubblica Napolitano a Padova, alla Torre della Ricerca, sarà inaugurare la Torre della Ricerca, parleremo quindi proprio di ricerca, di questa eccellenza molto particolare, sia in studio che fuori, proprio all'interno della Torre della Ricerca. Grazie dell'attenzione, arrivederci e buona serata.